Buongiorno a tutti. Sono riuscito a entrare in questo luogo di montagna completamente abbandonato, completamente aperto, o meglio, non ho scavalcato per entrare, ma non voglio dire dove si trova e non lo voglio dire perché ho visto che alcune zone di questo edificio sono messe molto bene e quindi non voglio che entrino dei vandali a rompere quello che non è ancora stato rotto. Voi sapete che io al 90% dei casi fornisco sempre i posti dove vado perché non ho segreti, però in alcuni rarissimi casi non lo faccio, questo sarà uno di quelli. Io non voglio che la gente venga qui a fare danni. Questo era un archivio, può essere, c'erano dei moduli qui dentro, molto bello questo. Vedete, questo li ho visto in alcuni film che scorre, ci sono i faldoni dentro, ma poi potrei anche sbagliarmi, ci assomiglia e basta. Bene, come vi dicevo, il posto è completamente deserto, però voglio stare comunque attento. Spero che non venga nessuno, perché, ripeto, è sempre difficile spiegare perché si è entrati in un posto. E io odio doverlo fare, anche se alla fine non ho nulla da nascondere. Io non faccio danni, non sono un teppista. E infatti, per confermarlo, non fornisco la location di questo posto. Non la fornisco. Guardate i vandali che hanno rotto il vetro. Anche qui. Anche qui. Deficienti ora. Guardate le placche elettriche, sono ancora qui. Tanto per dire. Allora qui c'è tutto al piano terra. Ma io non capisco come si va dai 3-4 piani che ci sono sopra. Perché essendo sopra una montagna non è facile capire. Ecco, adesso ho capito. Finalmente ho trovato una scala, marmo, lussuosissimo, bianco. Troverò qualcuno o qualcosa? Non lo so. Guardate che degrado. Guardate il muschio che c'è in questo cortiletto interno. Sembra quasi che ci siano anche le luci accese in certe stanze. In realtà è il sole. È il sole. Beh, qui mi viene da pensare che qualcuno abbia dormito. Qualche disperato, qualche drogato, non lo so. Come qualcuno di voi sa, io sono ancora alla ricerca del mio primo cadavere, ovviamente non è che non vedo l'ora di trovarlo, però qualche giorno fa calcolavo, ho girato circa 1300 posti, entrando in quanti? Il 30%? Sono entrato nel 30% di 1300 posti, quindi 400 posti circa, ed essendo entrato in 400 posti per la legge dei grandi numeri, prima o poi dovrò trovare un cadavere. Non è che non vedo l'ora di trovarlo. Wow. Allora, oh mio Dio, c'è anche una chiesa. Sapete cosa mi viene da pensare? Che questo fosse o una colonia o un ospizio, un centro anziani. Non posso farmi il segno della croce perché ho le mani occupate, va bene, lo faccio con la sinistra. Io non sono un matto religioso, però porto rispetto e comunque credo in Dio. Mamma mia che sole potentissimo stamattina.
dei giorni bellissimi, mi sono capitati questi 2 giorni di ferie proprio nei giorni più belli dell'anno, almeno di questo periodo dell'anno, anche perché domenica sono allo stadio e danno pioggia forte tutto il giorno e quindi domenica me ne andrò allo stadio a vedermi Venezia-Roma con il diluvio. Sembrerebbe, se non ci saranno dei cambiamenti. Guardate, qui hanno rotto una TV, attrezzi da giardino, ma non lo so, che sia una colonia, non lo so, adesso vediamo le camerate, quando vedremo le camerate ci faremo un'idea. Eccole qui, i satanisti sono venuti anche qui a fare le loro stelle a 5 punte, il pentacolo. Allora, è un ospedale perché i neon fatti così, il pulsante per chiamare che probabilmente è stato strappato, questo era una casa di cura o un ospedale, più facilmente una casa di cura essendo situato in montagna, ripeto, non vi dirò dove e fatemi una cortesia, se io dico che non voglio far sapere dove si trova il luogo, che non ci sia il solito volpone come ieri su Facebook che scrive lo conosco quel posto, si trova lì. Bravo genio, ma se hai visto il video, porca miseria, non hai capito che non voglio far sapere dove si trova? Cioè, è incredibile, incredibile. Cioè, a me dispiace dirlo, ma si chiama stupidità. Si chiama stupidità. Io non voglio essere complice di chi riduce questi luoghi così. Guardate che marmi che ci sono qui, per esempio. Guardate che marmi. Sì, questo è un ospedale, casa di cura, anche le porte che scorrono così, i bagni così grandi, spaziosi. E non c'è la vasca in camera perché i bagni dell'ospedale non hanno la vasca in camera. Wow. La terrazza, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Io spero che non si veda il nome perché, ripeto, non voglio far sapere dove si trovano. Guardate che spettacolo, pensate agli anziani che erano qui quanto bene stavano. Cioè, guardate, qui c'è il bosco col giardinetto, pazzesco, bellissimo, bellissimo, bellissimo e allo stesso tempo vandalizzato da questi 4 deficienti che per arrivare fino a qui vi garantisco non ci si arriva a piedi, cioè si deve proprio cercare di venire qui perché non è in centro città assolutamente, ho dovuto farmi parecchi chilometri su stradine allucinanti. Purtroppo è così, purtroppo i vandali ci sono sempre, i deficienti ci sono sempre e avanti così. Va bene, sentite, io non so neanche quantificare quanti piani abbia questa struttura perché si parte, vedete qui esco e sono sulla montagna perché è abbarbicata sulla montagna, è costruita sulla montagna. Vediamo, qui forse si riesce a capire meglio. Allora, qui è finita, no, c'è un altro piano sopra e anche lì su quel piccolo edificio c'è un solo piano. Vabbè, sapete cosa vi dico? Vediamo qua. Guanti. Ma i guanti non sono per forza dovuti al fatto che era un ospedale. Allora io voglio fare queste scalette che ho visto prima, perché mi hanno insospettito. Poi ci sono anche le grandi fuori, ma se ci sono grandi e piccole vuol dire che portano in 2 posti diversi, presumo. Wow, qui è mezzo murato. Questa sembra un po' la vecchia dell'ospedale, un po' più vecchia, un
Guardate il tetto. Mamma mia ragazzi, io spero che questa non fosse una stanza adibita agli ospiti. Antigelo. Siamo nel sottotetto. Wow, che posto. Beh, sentite, siamo nel sottotetto, è in cemento armato, lo percorro tutto. Allora, lo vedete? È lui, mi sembra tanto il mio amico Eternit. Guardate queste casse di legno che belle. Deposito materassi, sarà pieno di cimici. Questo era il sottotetto, era il magazzino, questa specie di così barelle da campo, roba di emergenza. Vediamo se riesco. Sì, beh, il tetto è più che agibile, il tetto. Guardate che spettacolo. Ripeto, gli anziani che erano qui erano fortunati. Adesso, visto le case di cura, per carità sono belle, sono lussuose, però gli anziani sono lasciati lì a morire. Mi ricordo i miei genitori sono morti nella stessa casa di cura pochi anni fa, ed è veramente case di cura incastrate nella città, potrebbero farle in campagna con un bel parco, e invece magari hanno un parchetto piccolino davanti, ma sono di una trasandatezza unica. Allora qui c'è un altro sottotetto, però questo è in legno, e sapete cosa vi dico? Damigiane, ombrelloni. Sapete cosa vi dico? Che lo faccio perché mi ha incuriosito, è pieno di roba. Ci sono le vecchie tapparelle in legno, le vecchie finestre. Wow, io spero che non si apra un buco. Spero che non si apra un buco, spero di non volare di sotto. Comunque qui finisce. Sì, ci sono delle strutture dei letti, quindi non c'è niente. Le teglie per cucinare, quelle dove si mette il pasticcio, ma anche l'arrosto con le patate. Lavandini, questo era un magazzino. Oddio, questi erano i vecchi pappagalli che non avevano la forma, erano più padelle, diciamo, vabbè. Lampadari rotti e arrugginiti. Wow, onestamente non sapevo cosa mi avrebbe riservato questo luogo, perché l'ho trovato su una mappa e c'era scritto luogo abbandonato, ma poteva essere una discoteca come poteva essere un ristorante. Invece un vecchio ospedale, casa di cura. Un vecchio ospedale, casa di cura. Però vedete che l'impianto elettrico sembra abbastanza nuovo. Chissà da quanto è abbandonato. Comunque a guardare tra i 10 e i 20 anni, forse di più. Io dico tra i 10 e i 20 anni. È abbandonato tra i 10 e i 20 anni. Difficile quantificare perché i vandali devono sempre spaccare tutto. Guarda, due tegole del tetto. Vabbè, d'altronde qui hanno rotto le due finestre sopra e non le due sotto. Misteri. Allora, qui non sono ancora andato. Allora, qui filtrava la luce, può essere, qui mi sembrano vetri, quindi non tengono il peso. E qui, no, stanzino normale. Sento una perdita d'acqua o un torrentello. Comunque è grande il posto, niente da dire perché siamo un quarto d'ora e a occhio e croce c'è ancora parecchio a occhio e croce. È che è molto, come si può dire, discontinuo, cioè
prima si va a destra, poi si va a sinistra. Ecco, qui non sono ancora salito, qui non sono neanche ancora salito, qui hanno portato via i sanitari o rotti. Sì, qui sembra un'ala un po' più nuova. Guardate, hanno staccato parte degli impianti elettrici, degli interruttori. Aspettate, c'è ancora dietro qui qualcosa, sì. Mamma mia, ragazzi. Quanta distruzione. Qui per esempio, qui a me viene da pensare che qualcuno in qualche modo l'ha tirato giù, forse spingendo qualche oggetto lì sopra. Scusatemi, ho fatto silenzio un attimo perché ho sentito un bip, ma credo che sia una goccia d'acqua che cade dentro una padella di metallo e fa un rumore metallico che non è proprio naturalissimo. E comunque io devo comunque sempre stare attento, io non so mai chi mi posso trovare qui, purtroppo. Come sono entrato io, può essere entrato qualcun altro, e io sono entrato con buone intenzioni e l'altro no, o magari qui ci vive e ha paura. Allora, qui abbiamo già fatto, qui abbiamo, porco cane. Allora, dobbiamo andare di qua, aspettate però, il sottotetto. Sì, ma non vado sopra, ve lo dico già, io non vado lì sopra, non mi fido, sono da solo, se la scala scivola, se succede qualcosa, io sono qua da solo, chi esce da qui con una gamba rotta? E se perdo i sensi, commozione cerebrale battendo la testa, cioè, sì, molti di voi dicono devi andare in due, ma ragazzi, a prescindere che mi piace andare da solo, ma anche volendo andare in due devo trovare uno che sia libero quando sono libero io, perché io sono libero quando i miei turni me lo consentono. Infatti non mi vedete, non dico mai lo stesso giorno, però mi vedete in giro lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Di solito vado mercoledì. Ieri mio figlio Giordano aveva la partita di calcio e quindi ho dovuto portarlo alla partita e ho rinviato a oggi, giovedì, l'escursione. Allora, io sono arrivato da di là, però mi viene voglia di scendere di qua. Tanto prima o poi uscirò, non credo che sia così complicato uscire. Sento sempre dei rumori, lo so, sono io che sono fanatico, mia moglie dice che sono sordo, eppure io credo di essere tutto tranne che sordo, perché sento veramente tutto, soprattutto quando sono qua dentro. Sono entrato di qua? No, non sono entrato di qua. È troppo dispersiva questa struttura, è troppo dispersiva, ha un sacco di porte, di ingressi, cioè è un casino, un casino. La parola rende perfettamente l'idea, questo posto è un casino, perché ripeto, ha un sacco di entrate e un sacco di uscite, cioè non è che entri al piano terra, ma poi vai nel bosco dal secondo piano, perché è costruito sulla montagna, quindi entri e esci in continuazione. E un sacco di scale tutte diverse, tutto in stile diverso, è stato costruito probabilmente in più anni, tutta la pavimentazione è diversa. Guardate qua, queste sono poi piastrelle verdi, qui ci sono quelle in stile quasi veneziano come. Poi qui cambiano di nuovo, lì cambiano un'altra volta. Macello, casino. Comunque io credo di essere salito per questa scala.
credo di essere salito per questa scala. Sì, eccolo qua l'estintore, però mi manca ancora alcune zone. Ragazzi, eccolo qui, il pappagallo. Abbiamo trovato un animale anche oggi. Vabbè, dai, il pappagallo. Bene, bene. E visto che abbiamo trovato il pappagallo, scusatemi, comunque guardate anche queste balaustre qui, che belle. Cioè, si vede che è una struttura che è nata probabilmente, a me viene da pensare, durante il ventennio, gli anni 20, gli anni 30, poi è stata ampliata, ristrutturata, rimodernata, e è un miscuglio di stili, un vero miscuglio di stili, tanti stili tutti insieme, ma d'altronde non doveva essere la villa di un riccone, ma doveva essere una casa di cura. Oh, ecco qua, guardate, lavatrici, mi confondo sempre anche a casa, lavatrice e lavastoviglie, lavatrici, questo è un magazzino. Adesso prendiamo la salita qui fuori e vediamo se riesco a visitare l'altro piccolo edificio davanti a quello principale. Eccola qui l'acqua che sentivo. Sì, però scusatemi, la curiosità uccisa il gatto. Speriamo che mi uccida anche me, perché questa è una tubatura rotta o qualcosa di simile. Guardate che roba, guardate che roba, porca miseria, stavo per cadere. Ah, ma c'è, probabilmente questa è una tubatura che porta fuori l'acqua della falda sulla quale è costruito questo edificio. E alcuni edifici vengono costruiti sulle falde e di conseguenza vengono fatti delle tubature per costringere l'acqua della falda a non restare sotto la costruzione ma a defluire. Wow, mamma mia che giri, ragazzi, cioè questo è il film dell'orrore, questo è il film dell'orrore, pazzesco. E qua dove cacchio sono? Cocciuda, devo stare attento alle vipere, non è mica tanto bello sto posto. Qui non sono ancora stato. Lì sì. Devo andare lì, infatti. Devo andare lì, saltando sti rovi giganteschi. Porca miseria. L'ondulato lo devo calpestare, quindi farò casino. Ecco. Quando calpesti l'ondulato è sempre casino, ma sono stato costretto. Bene, eccoci qua, saliamo da questa scala che avevo visto prima eravamo lì dentro e quello è il sottotetto in Eternit, ovviamente. Quanti letti, quanti materassi, quanti posti letto. Ma perché questa casa di cura non è stata tenuta? Perché era più economico farne una in centro città, ovviamente. Perché tenere una casa di cura dove gli anziani respirano aria pulita quando ne possono fare una dove respirano smog? Ah, ragazzi, sono veramente esterrefatto. Ah, qua, tutte infiltrazioni, tutta sporcizia. Guardate qua, prima sono arrivato lì sopra, mi sembra di sì, wow, guardate che terrazzino, mi immagino la sera qua con un bel sigaro, ovviamente uno della casa di cura non credo potesse fumarsi il sigaro, ma io lì fuori con un bel bicchiere di Baileys con 2 cubetti di ghiaccio e un bel sigaro. Va bene, cosa vi devo dire? Alla fine credo che siamo arrivati alla fine. Vedete qui che hanno proprio scavato la montagna, vedete quelle pietre
pietra e terra, pietrisco, un po' di tutto. Hanno fatto un lavoro pazzesco per ricostruirla. Questo è il vento che fa muovere un vetro rotto. Non è paura, però quando sento questi rumori strani, che non sempre, ai quali non sempre riesco a dare spiegazione, è un po' inquietante. Pensate che la prima casa abitata è a 1 chilometro, quindi fate conto voi. Cioè, se ti succede qualcosa qui, è brutto dirlo, ma ti ritrovano fra, non so, quando verrà il prossimo appassionato di Urbex qui? 1 anno? 6 mesi? E se non viene nessuno? E se quello che viene non gliene frega niente che siete lì? Non lo so, è sconvolgente. Comunque qui ho fatto il giro di tutto e sono tornato qui dove c'era il corso d'acqua che prima faceva quel rumore. La luce possiamo spegnerla. Allora io credo che abbiamo finito completamente l'escursione. Io vi saluto da questo ospizio casa di cura abbandonato e vi auguro una buona giornata.